Bellis della famiglia Bognolo con la signora Noemi e il figlio Giovanni, e sono arrivati da Israele, da Milano, Jack Arbib e Deborah Arbib. E subito una sorpresa: questo giardino è stato costruito, progettato, realizzato con... No, il giardino esisteva, però sono state piantate le 7 specie citate nella Bibbia, necessarie dalla palma all'olivo, al fico, al melograno. Sono 7 comunque, quindi è una cosa che è stata aggiunta, ma per dare un'impronta ebraica. Ecco, allora loro sono venuti a conoscenza del toqueton, del portato qua da Salvatore Arbib. Salvatore Arbib è figlio di Vita Arbib, che era il padre che è venuto da Tripoli, è emigrato da Tripoli qui. Salvatore è nato a Venezia. Vita Arbib è fratello del mio bisnonno, Angelo Arbib, che poi è arrivato. Quindi questo è il legame. I fratelli erano diversi. Dopo Vita c'è stato Salvatore, ma non solo Salvatore, erano 5 figli e tutti hanno avuto delle storie molto interessanti. E qui a Venezia erano tutti, perché c'era Enrico, sto parlando di Salvatore, dei fratelli di Salvatore. Salvatore, Enrico, Eugenio, le sorelle. Le sorelle avevamo Bianca, Matilde, Marcella e Valeria. Ma lei le ha conosciute tutte le sorelle allora, 4. signora Noemi? Dei ricordi bellissimi perché, come dicevo, Bianca l'ho conosciuta poco, era già abbastanza in età avanzata e non stava benissimo, ecco. E comunque l'ho conosciuta circa 2 anni, poi mentre le altre le ho conosciute molto bene. Matilde perché veniva sempre qua a Venezia. Sì. E logicamente Marcella l'ho conosciuta, purtroppo è mancata presto, e la Valeria ci siamo stati assieme tanti anni. Vi racconto io un aneddoto sulla Bianca, se volete. Ecco. Bianca era una medium. Ah sì, Sì, Ok. con i denti di cera. E lei paura non era tutto. molto presa sul serio dalle altre sorelle, però è successo questo, che quando c'è stata la deportazione ebrea, lei ha detto esattamente tutte le persone che sarebbero state deportate, quelle che sarebbero morte e quelle che sarebbero sopravvissute, e non ne ha sbagliata una. Da allora le hanno creduto un po' di più, però poi... Lei ha fatto anche un grande lavoro storico, perché il materiale non è mai stato pubblicato, ma c'è negli archivi, almeno parte. Tutti avevano la mania, anche il padre Salvatore ha scritto questo libro, questo diario di viaggio in Africa. È stato uno dei primi europei, diciamo, a arrivare nel Kordofan. Il Kordofan è il Darfur di oggi, a quei tempi non era molto facile arrivare. Prego, signora, dica. E Salvatore Arbib, proprio dall'Africa, ha portato 2 mummie che si trovano momentaneamente, che sono l'ho detto ieri. sì. Vedi che ho al vissuto Museo con loro. Correr, sì. E invece Deborah è cugina di Sì. Jack? E la mia nonna era forse più direttamente legata al gruppo di Venezia, adesso non chiedetemi la storia, e mi faceva questi racconti, appunto mi raccontava della Bianca che era una medium, no, anzi ho anche un documento, ho un libricino che Bianca scrisse quando nacque mio papà, dove preveggeva probabilmente tutto quello che gli sarebbe successo. E cos'altro posso raccontare? Che Valeria, questo detto da un'altra mia cugina, Valeria parlava molto con le statue, diceva che le statue del suo giardino le tenevano molta compagnia. Era innamorata del suo giardino. E qui abbiamo anche il figlio di Jack Arbib, che si chiama Ruben Arbib. E quindi diciamo che questa storia Arbib, che è tutta ancora da scrivere qua a Venezia, ma ci penseremo perché è una bella storia, no? E poi abbiamo qua l'opera d'arte costruita dai veneziani, che è un pezzo del Campetto di San Marco che Salvatore Arbib ha portato qua. Io vorrei dire una cosa su Salvatore Arbib.
è stato un benefattore perché ha fatto moltissime donazioni, da quello che sappiamo, e non le sappiamo tutte. Comunque si parla delle due mummie, che quelle non si Egizie, possono perdere, al Corea. ma in quasi tutti i musei importanti del mondo, dal British Museum alla Victoria e Albert Museum a Londra, alla Smithsonian in America, al Metropolitan in America, ci sono donazioni Di Salvatore. soprattutto di vetri, di pezzi di vetri, perché lui aveva questa fabbrica di vetro, questa vetreria che era partita dal padre, si chiamava al principio Arbib Bonlini, la vetreria, ed era il padre che aveva fatto. Poi quando Salvatore e i suoi fratelli presero in mano questa libreria, vetreria, fecero delle conterie moltissime, e fecero entrare anche degli inglesi in società, perché quando sono arrivati gli inglesi la società si è estesa moltissimo. Lui ha anche dei brevetti di macchine che aveva fatto fare in Inghilterra per bucare Le canne di vetro. No, le conterie, le perle. Ma vengono dalle canne. Sì, vengono dalle canne, certamente. E poi un tamburo che serviva per pulire, per lucidare le cose. E quindi ha fatto molte di queste cose si sono perse. Ha trovato un po' di documenti, si sono persi. Tra l'altro aveva anche la mania dei viaggi, e quindi andava lì, tornava con merce o con le mummie o con le zanne di elefante. A quei tempi si poteva fare anche questo, oggi non si potrebbe fare O con più. le piume di struzzo. Piume di struzzo. La gomma, io non sapevo che fosse così importante, portava la Il gomma. caucciù. Sì, lui scrive gomma nell'ideario, e cos'altro. Sì. Ma Era anche era un antiquario appassionatissimo, Certo. d'antiquario. E aveva delle cose meravigliose, perché Mino ci ha fatto vedere, un giorno ha fatto vedere a mio marito proprio l'album in cui c'erano tutte le opere. Adesso dove abito io era la sua galleria. E poi un'altra cosa che è Dica. interessante, io tante cose le ho sapute da Vivante, Sì. Jacopo Vivante, che era il marito della Marcella. che ha perso Sì. un figlio, tra l'altro. Sì, sì. E comunque lui, siccome io ero in corte, lui veniva giù seduto e mi raccontava tutte queste storie della sua famiglia, della famiglia Arbib. Fra le altre mi ha raccontato che per il matrimonio di Marcella hanno fatto un film qua in corte. Quindi era una cosa straordinaria, A perché quei tempi. erano agli inizi della cosa. Chissà dove è il film. Però mi raccontava questo. Sì. No, ha fatto. Una cosa, ma queste vetrerie di cui lei parlava, Sì. perché noi abbiamo delle pietre là che hanno delle concrezioni vetrose, penso che siano ancora Attenzione, la prima vetreria era Era lì. qua sotto. Siccome il tocchetton non si può diciamo spezzare, bisogna lasciarlo integro così com'è, allora abbiamo pensato come Lidoro Benon di consegnare a Deborah e Jack due tocchettini come faceva a quel tempo la Gigetta, che ha gettato in mare il mattone per fare il funerale del campanile di San Marco, dei pezzi che Giacomo Boni aveva, diciamo, selezionato per gettarli in mare davanti al Lido. E da dove nasce questa storia? E anche noi abbiamo preso due pezzi che sono due pezzi proprio del campanile. La soprintendenza ci ha detto che possiamo, i pezzi piccoli che non hanno, diciamo, sagome particolari, possiamo tenerli. Ecco, se volete farli vedere, Li apriamo? Li apriamo? Apriamo. Ma che bel colore anche. Grazie. Due tocchettini. Grazie mille. Grazie. Beh, noi ci portiamo a casa due pezzi di Venezia, oltre a E un po' di storia altra nuova di famiglia. nuova e emozioni nuove. Ecco. Grazie. E andremo avanti su questo percorso, perché come si vede sorprese non mancano.